Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Disse Gesù: se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Colui che mi rifiuta e non accoglie le mie parole ha chi lo giudica. Riflessione di Madre Teresa. Ecce homo. Gesù è condannato a morte. È importante che ognuno di noi riesca a vederlo e a prendere su di sé la sua croce. Bisogna accompagnare Cristo lungo tutta la sua ascesa al Calvario, se si vuole arrivare assieme a Lui in cima al monte. È proprio per questo motivo che Gesù, prima di morire, ci ha fatto dono del suo corpo e del suo sangue, affinché potessimo trovare la forza per prendere su di noi la nostra croce e seguire passo dopo passo il suo cammino.